Sì. Prego, così, la guardo un po' così, troppo lontano. Ecco qua. Quindi si raccoglie sempre prima e le guide escono sempre dopo, praticamente, perché questa è appena arrivata, la guida agli oli d'Italia 2026-2027, perché sembra che il Gamber Rosso sia voluto portare avanti per come dire, anche perché un anno di gestione di un'attività, io che sono anche editore, chiaramente lo so, e quindi avere un anno gratuito, gratis già. Visto che l'anno scorso è uscita comunque la edizione 2025, c'erano già le 2 foglie rosse, che è un po' la finale, no? Andare in finale, ma poi vincono altri e tu rimani lì, e quindi già l'anno scorso, edizione 2025, e poi nel 2027 sono con la Contarina, Contarina col Conte, sono qui col Conte, non è Conte, sono Conte, è che questa casa è stata costruita dalla famiglia Contarini, che all'epoca del 1600, è stata costruita nel 1650, all'epoca insisteva in Veneto la Serenissima Repubblica, e i Contarini erano la Doge di Venezia, sono i palazzi nobili, avevano tante proprietà, tra le quali anche questa un po' meno ricca rispetto a quelle veneziane, ma servivano per la gestione dei patrimoni in campagna, per poter approvvigionarsi di alimenti, tra i quali i primi olivi io ho trovato dall'Archivio di Stato di Venezia i primi impianti fatti nel 1650, olivi che tuttora conserviamo in gran parte e che sono anche fregiati del presidio Slow Food, che non è Gambero Rosso, però per dire anche l'altra erano insieme, visto che Carlin Petrin ci ha salutato da poco, e chiaramente poi siamo andati anche a ricordare dei momenti in cui appunto c'è quella volta in cui al Salone del Gusto di Torino aveva riunito tutti i produttori di vino, quindi c'erano i Frescobaldi, Antinori, eccetera, eccetera, e disse: siete contadini, urlava, ripeteva più volte appunto contadini, perché sì, fondamentalmente sono proprietari terreni che comunque hanno a che fare con la terra, e quindi chiaramente ci stava. Tutori del contado. Quindi bene, quindi viva quelli che chiaramente sono anche così fedeli ai valori dello slow food, quelli che chiaramente ha lanciato col movimento Carlin Petrin, e gli altri 2 erano in tre amici al bar che inventarono questa cosa, e quindi qui abbiamo 3 foglie per un olio. Sì, per un DOP, è un DOP che partecipa a questa guida da 11 anni, negli ultimi 11 anni ha ricevuto le 3 foglie. Sempre puntualmente? 8 volte, sì. Quando ne ha avute 3, ne ha avute 2 rosse. Quindi voglio dire, è un olio che l'anno scorso ne ha avute 2 rosse, ecco. E quest'anno invece è ritornato ad averne 3. È un olio che appunto è caratterizzato dalla provenienza di queste piante storiche, piante multicentenarie, sfiorano i 450 anni di più antiche, 100 minimo le altre, e hanno dentro delle varietà che ormai sono quasi perse, come il Trep, oppure dei Grignani che non sono esattamente uguali ai Grignani attuali. Quindi i cloni nel corso dei secoli sono stati anche un attimo rivisti, e questo dà delle caratteristiche all'olio che la guida apprezza, e quindi siamo ben lieti che siano considerati. I Grignani. Il Grignano c'è il cantautore che si chiama Grignani. Il Grignano. Quindi sono il Grignano, vari tipi di Grignano, secondo me sì. come per esempio si potrebbe dire i Sangiovesi, perché poi c'è quello di secondo me sì, Modigliana, piuttosto che quello di Predatio, almeno dalle mie parti. Secondo me sì, lo si nota dalla dimensione del frutto, dalla dimensione della foglia. Quelli più antichi hanno frutti un po' più piccoli, pur essendo sempre Grignano, lo stesso gene, lo stesso sentore, però il frutto è diverso, e poi alla fine anche è un po' più piccolo, molto più piccolo rispetto a quelli moderni, chiamiamoli così, e alla fine sono un po' più aromatici. Qui solo olio? Produciamo anche uve da vino,
ma non li trasformo direttamente. Mentre l'olio faccio l'intero ciclo, quindi abbiamo il frantoio, abbiamo 2000 alberi che ci lavoriamo noi più o meno, e qualcosa di più forse. Invece come uva cosa piantate? Abbiamo più varietà. Dal Valpolicella, perché insistiamo nell'area della Valpolicella, come il vino, come l'olio, si chiama Valpolicella. La Corvina. La Corvina, Corvinone, Rondinella. Poi abbiamo il Soave, poi abbiamo una serie Soave, Garganega, la Garganega, bianca. Poi abbiamo il Pinot grigio, abbiamo delle viti resistenti. Noi lo occupiamo i Piwi, esatto, abbiamo 2,5 ettari. Ma partendo dalle vitini bianchi abbiamo il Bronner e il Sauvignon Gris, mentre il Sauvignon grigio è un Piwi. È un Piwi, Sauvignon Gris è un Piwi che funziona benissimo. Io ho sentito da poco, ho sentito invece uno che si basa sul Riesling, e devo dire che non si sente appunto che è un Riesling, cioè è sparita la parte che dà chiaramente quel piacere che solo il Riesling riesce a dare, è chiaro. Però ecco, diventa di base. È chiaro che tu puoi piantare un'uva in un posto dove altrimenti non crescerebbe, è chiaro che risolvi un problema, però dopo si possono fare piwi e una piccola percentuale. Allora, la legge lo consente, si può. Anche nelle DOC, fino adesso i nostri consorzi non hanno ancora indicato quali. Però la Comunità Europea ha dato il via libera, possiamo produrre e si possono miscelare. È una bella cosa, più perché non ci riusciamo a passare l'annata con 0 trattamenti, ogni annata cattive 2 trattamenti, contro i 9-10 che si possono fare con più. Adesso va molto il più, però io ragionavo sul fatto che sarebbero anche ODG alla fine, se vogliamo. È chiaro che si dice ODG, no, non sono degli organismi modificati. I piwi, non dobbiamo confondere i piwi dalle altre varietà, quindi non è un organismo modificato, sono degli incroci dove si parte dai vitini antichi resistenti, una volta non c'era la necessità, e ci hanno impiegato una diventa metà e metà. Questi sono sì, continuano a modificare ogni anno, si incrocio. Dopo l'incrocio partendo da tipo i bastardi, esatto, da dei vitini antichi resistenti alla filossera, alla peronospora, all'oidio. Alcune varietà resistono molto bene, altre qualcosa meno. Quindi quelle che abbiamo messo sono molto resistenti. E nell'olio? Nell'olio invece questo principio ancora non esiste, non ci sono organismi modificati, non ci sono piwi, però l'olio è meno suscettibile a malattie. La mosca si verifica se la condizione climatica lo favorisce, e negli ultimi anni sta favorendo poco, perché la mosca oltre i 30 gradi centigradi ha difficoltà all'accoppiamento, ha difficoltà a sopravvivere una volta deposto l'uovo. Con le temperature che negli ultimi anni si stanno innalzando, troviamo meno problemi, insomma, di attacchi di mosca. L'anno scorso c'è stato qualche cosa, quest'anno finora non c'è questo tipo di problema. Quindi è più facile. Poi l'ulivo di per sé è meno aggredito da patogeni, anche il fatto di essere meno qui a nord frequente, non è una coltivazione espansa. Veneto ha 5.300 ettari di coltivazioni. L'epicentro è un po' qui Verona, Nasi, a parte il lago, chiaramente. La provincia di Verona ha il 73% di questi 5.300 ettari. Il Lasi, Mezzane, Marcellise, cioè la zona est veronese, nord-est veronese, è quella che ne produce di più. Poi c'è una buona parte nell'area padovana, sui colli Euganei, e poi nella Vicentina, Treviso. Però sì, è Verona la produttrice dell'olio per il Veneto. E in modo particolare qui ai Lasi Mezzane sono Cazzano, sono qui cosa c'è? Qui producete solo l'olio, c'è la possibilità
di assaggiare, di fare oil tasting. Sì, oltre che wine tasting, perché comunque c'è certamente abbiamo una stanza attrezzata, ne abbiamo fatte anche oggi pomeriggio, quindi facciamo degustazioni guidate. Non è questo, no, non è qui siamo in casa. Qui siamo in casa perché abbiamo trovato questa serie, però poi la faccio vedere. Ecco, c'è una stanza restaurata all'epoca nella casa, rispettando... Perché lei sarebbe il Maurizio, sì, esatto, Tamellini? Perfetto. I Contarini? I Contarini erano i proprietari di questa casa e il Giovan Battista Contarini, morto nel 1897, scriveva delle poesie, era un personaggio un po' estroso, ha lasciato in ricordo al comune. Il comune ha dedicato questa casa come un luogo di nome località Contarini. Io questa campagna e questa casa la chiamo al femminile, perché la campagna a terra è femminile, Contarina. È Contarina. Ecco perché. Ma io non ho parentela con i Contarini. Ecco, quindi una DOP Veneto Valpolicella, è l'olio appunto che ha ottenuto le 3 foglie, e quindi qui si parla di cultivar Grignano per la Rola, sì. Casaliva, Trep. E c'è anche del leccino, non so se quest'anno l'ho messo. Non ci stava secondo me. Ma dipende, se lo metto lo dichiaro, altrimenti no. Comunque sono varietà tipiche. Il Trep ormai non completamente perso, ma abbandonato nelle coltivazioni moderne, non si mette più, è una pianta un attimo difficile da impostare, ma ha delle origini, delle sensazioni importanti. Per me l'olio poi deve essere molto in equilibrio, deve essere molto morbido, molto caldo, affascinante per poter essere gustato. Siamo molto a nord e si differenzia dagli oli che possono essere prodotti in altre regioni come il sud, che sono oli meravigliosi, ma con delle caratteristiche diverse. Cioè, diciamo vicino al mare possono essere oli molto verticali, quindi arrivano velocemente e poi magari possono svanire, oppure sono meno fruttati o sono meno complessi, sono molto, molto verdi, con delle caratteristiche ognuno legate al proprio territorio e probabilmente nel corso dei secoli selezionate per i cibi che nel territorio si venivano a mangiare, e quindi interpretiamo l'originalità. Quindi il prezzo, perché gli oli che sono in guida, anche quelli che hanno tenuto una foglia, anzi soprattutto quelli che hanno tenuto una foglia, costano comunque più di 30 euro. Ci sono sì alcuni oli in guida che costano un po' meno. Il vostro è sopra i 30 litro? Sì, l'olio si vende a bottiglie, a litro. Sì, no, penso che il 30 euro sono bottiglie da 0,500 euro, vendiamo 16 euro la singola, quindi bottiglia. Poco più. Però, come tutte le cose, insomma, se si vende a scatole dipende dall'azienda, possono essere fatti al momento piccolissimi sconti. Però siamo intorno ai 15-16. Quindi il packaging, cosa avete? Il mezzo litro? Il mezzo litro, oppure facciamo delle confezioni da regalo, con bottiglie mix, ecco. 2, 3, 4. E quindi mezzo litro comunque. Comunque mezzo, sì, perché è un target per la famiglia che è corretto, non si rovina nel tempo in cui si consuma. L'olio non è come il vino che si apre e si consuma tutto in un'ora, l'olio può durare un mese. Ovviamente sono oli fatti da mettere a crudo sui piatti finiti, un po' sprecato usarli per cucinare, insomma. E quindi i ristoranti invece? Sì, i ristoranti li usano al tavolo. C'è sempre il mezzo litro? Sempre il mezzo litro. Sì, perché sta stabile per il motivo appunto che si consuma prima che abbia un deperimento. Poi capisci, quando sta fuori, prende il sole, l'aria, tutte queste cose. Un bottiglione grande non va bene. Però si può, chi compra l'olio, chi decide di comprarsi l'olio a 5 litri, non in bottiglia, e lo tiene conservato al fresco per casa, riesce a risparmiare parecchio in quel frangente lì, che una famiglia rientra
se una famiglia compra l'olio in bottiglia, sì, porta a casa una maggior qualità, una maggior praticità, però i costi del vetro, dell'etichetta, delle normative. Mia suocera che fa le torte, in effetti, acquista delle lattine da 5 litri, è chiaro che con le mezze, ecco, quindi sarebbe sprecato forse anche. Sì, allora quando arrivi lì paghi 15 euro. Altre cose, quindi, che possiamo dire dell'azienda Contarina? Sì? Cosa possiamo dire? Noi operiamo in assenza di chimica da 25 anni e siamo testimonial per garantire che con la buona volontà si può procedere a coltivare senza l'utilizzo delle chimiche. Qualche anno potrebbe esserci qualche danno, ma per quanto riguarda l'olivo, no. Per quanto riguarda l'olivo lo salvi sempre. Quindi l'altezza che ne stavamo parlando prima, in queste zone sì. L'olio, quindi le olive, quindi gli ulivi sono a 150. Dai 150 metri sopra il livello del mare fino a 500 e quindi qui da voi, qui siamo praticamente, questo cos'è, la zona Soave? Qui siamo sul confine, esattamente, sul confine con Soave, la strada che ha fatto per venire qui. È proprio il confine. Sinistra Soave e destra Valpolicella. Qui siamo a 80 metri dove siamo adesso, però le prime coltivazioni delle mai cominciano a 200 metri. Quindi gli ulivi infatti io sono arrivato in mezzo, sono passato in mezzo ai vigneti. Esatto, e gli ulivi sono leggermente mentre domenica sono passato dalla strada del vino, quella di Appiano, stavo in Alto Adige, praticamente c'erano ulivi vicino al lago di Caldaro. Poi dopo sono saltati fuori chiaramente anche i vigneti. Sta meglio, vive anche a 100 metri dal livello del mare, ma non sono mai insistite le produzioni. Potrebbe essere che in futuro vengano. Riscontriamo che le piante, quei singole piante, piccole piantagioni private per i giardini che ci sono nelle basse diciamo pianure, hanno una resa in olio molto molto bassa, la qualità migliore è cipollina. Poi però si può coltivare anche in pianura. Quindi qui cosa c'è? Chiaramente l'agronomo come per il vino, e poi c'è l'enologo. Noi, che sono io. Enologo e anche... Non si chiama enologo dell'olio, come degustatore d'olio, c'è come produzione di vini, enologo però. Come produzione di vini, sì, ma come produzione di olio me lo seguo io e mi sono assistito dalla signora Pavan Orietta. Una donna. E perché no? È una persona molto competente, capacissima, molto severa, anche con dei target importanti di una competenza che io ho studiato. Per me questa persona ma proprio segue quasi praticamente da fastidio. No, sempre che non debba rispondere. No. Ecco perché dopo tanto c'è il numero, si vede, si può richiamare. È una persona molto appassionata, molto legata al mondo dell'olivicoltura e ha una competenza quarantenaria ormai, perché è una persona che non ha più 20 anni, ma li dimostra, ed è quindi matura, però gambissima. Quindi bene, quindi vi salutiamo qui dalla Contarina, quindi 3 foglie della guida del Gambero Rosso 2026-2027, poi vedremo il prossimo anno se sarà 2028, staremo un po' a vedere, perché in effetti gli oli all'interno sono comunque 2025. Sì, l'ultima produzione che è stata raccolta nell'ottobre del 2025. Esatto, quindi non è che ci sono alternative. No, è stata l'ultima produzione, quella di 10 un anno per l'altro, ecco. Certo, questa è stata l'ultima produzione, quella di 10 quindi si raccoglie sempre prima, si produce sempre prima. Si raccoglie sempre prima, guardi, nel 2000 io raccoglievo le prime olive il 18-19 ottobre, adesso cominciamo il 1 ottobre. Il 1 ottobre ci è già fatto attivo. Quindi chiaramente poi le guide escono il tempo di stamparle
chiaramente l'ideale adesso piuttosto che giugno, secondo me sarebbe più marzo-aprile, ecco, quindi se vogliamo... Il Gambero Rosso lo faceva fino all'anno scorso, sì, quest'anno è il primo anno che ha posticipato infatti. ed è uscita a giugno, però... I gelati alla fine di gennaio, che era un po' prestino, quest'anno si è andati a finire a giugno, ci sarà sicuramente un compromesso, speriamo, ci auguriamo dal prossimo anno. Vi salutiamo qui dal soave Valpolicella, proprio siamo qui in perfetto mezzo. equilibrio. Grazie a voi. Ecco. Posto.